solamente che faccio schifo. No, che c'entra? È che voi apparite così all'improvviso, come un ladro. Come un angelo. Come un angelo. Figlio, assai ci paziente, perché ieri sono un diavolo. Vabbè, ma io sono battezzato con l'acqua santa. Che scioccherella! Tutti quanti siamo battezzati con l'acqua santa. Non è vero, tu sei scomunicato. Sentite, signor Luigi. E decidi qualunque cosa, perché ieri sono con l'uomo paese. Tengo un fucile, io ho cane preso. Sentite, signor Luigi. Maronna, ma com'è impegnativo sto signor Luigi, è vero? Che dite se adesso io vi chiamo solo Luigi? Sì, mi fate assai piacere, perché quelli ieri sono piscirilli. E mica sono grossi, lasci capire. Luigino, sentite. Ma stavo parlando io! No, io volevo solamente dire. Ma io non ho finito di parlare! Io volevo dire che a me potete chiamarmi Cati. È cataritmo. Cati? Quella si chiama Catarina! A me sapete come mi chiamano in famiglia? No. Volete sentire? Sì. Giratevi perché io metto scuola. Giratevi, brava, così. Chiudete gli occhi, aprite le orecchie. A me in famiglia mia mi chiamano Cincillo. Che bella, gente! Tanto carino. Ehi, lasciami attendere casa, non può Cincillo. Sentite, ma io, no? Io che mi chiamo Esterina, come potessero chiamarmi? E poi Est. La rosa dei venti, nord, sud, est. Vabbè, lasciamo andare. Sentite, ma che vi volevo dire? Come sta mamma? Stai buono. E sentite una cosa. Oh caro lupo, come sta? Oh caro lupo, come sono contento che mi avete chiesto un caro lupo me. Ho pulito a breve? Sì. E mettetevi in posizione. Brava, ma così giratevi. Chiudete le orecchie, aprite gli occhi. E una, e due, e dite tre. Tre. Ta-da! Ehi! Non dovete fare i uomini, dovete stare in pace. Oggi, datemi la mano. Bravo, così. Dobbiamo stare in pace. Bravo. Avete pure un bello regalino, eh? E uno a te. E un altro a te. E ma non vi muovete, perché danno subito ad appendere un'altra cosa. Non mi muovete. Il son con la parola È sempre colpa Sei stata tu! E tu ti sei messa a litigare! Sei sola tu! Io me ne torno a casa a Napoli, ma lo faccio in Andiamo, famiglia. papà. Perché già faccio non ce la faccio più, come già fa. Chissà se non andiamo. Poi, ecco. Un saciccio con una rosa. Ma che è sto disgraziato? Guarda qua, ma. Poi, ma che sì? Ma come ti permette? non ti dà paura, sono con l'uomo paese. Tengo un fucile, io ho cane preso. Un fucile? E che fa con il fucile? È perché vado a caccia. Non puoi ricandire a caccia perché qua guaglia non ce ne stanno, capito? Sentite, ma io non faccio fatto nessuna offesa. Faccio buttato il salame con la rosa appesa. E è una usanza. È un'usanza del paese, questo. Ma che? È una usanza mia personale. No. Lo sapete perché? Perché la rosa è dolcezza. Io Il salame è saporezza. È manifattura nostra. E voi? Mi devo dare la macchina di muro, caccio. È buono. Ne hai due canne perché se esce mia moglie, quello si mette una paura pazza. Ma non mi preoccupate, faccio le come razza, abbiamo Ma che fai? Non cammino qua, non è chi sei pazzo. E si a dire politici a voto. Ma perché non ci credete che abitava a casa? Io ci credo, ma non lo voglio vedere, va bene? Ridacca, non mi preoccupate, si chiama Mustafa, si Non chiama... lo voglio conoscere. Guarda, Volesse fare dei 7 volte come fa, si mette così, oppure dentro all'orticello. Dopo come se dicesse, buongiorno, buonasera, come state?
Quello non è un cane, No. quello mi affraio a me. Ah, il tuo fratello è molto felice. E poi tu faccio la mano qua, Ma no? quando mai, Cami, va attento, ma... E allora che ci fa? Si faccia dietro la cioscia, sulla issa qui. Ehi, va attento tu a Is, e mo fammi piacere, non ti fa più perché se esce mia moglie, vedi i cani ci vende i vermi davanti. Non si mai, ce ne sta mi scoda. Ci vedi in mano? E mettete? Ma tu sei una salata qua? Ma che sei, una specie scimmia? Non ci sto, capito? Ma non ci sto anche proprio. Sentite, ieri non l'ho potuto accendere. A chi? Com'è a chi? E cane. Quelli mi hanno guardato con l'occhio pietoso. Hanno allaccato la mano. Capite? La mano. La mano. Oddio, ma forse non l'hai capito, tu la mano di mia figlia non l'avrai mai. Perciò a te. Ma guardate che già io sono disposto a fare qualunque sacrificio. Qualunque cosa. Oh. Ah, sbagliate, mi si levate la camicetta. E perché? Mi devo sentire il cuore sbottonato. Guardate che già io sto bene in salute, non si fa niente. Mi devo visitare pure le gambe, dai. Come? E che tengo l'altro te? Devo tastare, mi devo tastare tutto. Ah, io sono dell'uomo del paese, su. Vabbè. Sbagliate, sbagliate. Un momento. E tu? E te. Senti, ma forse me ne vado a fare io, comunque. Mi devo visitare pure la pancia. La pancia, no, ma che state dicendo? Non è così proprio. Andiamo a letto, sbagliate. Ma che questa è un'esagerazione, guarda ma. È un'esagerazione. Io non ce la faccio più a supportare. Sì, qua si deve trovare una soluzione. La prendo, voglio accati. A chi? Accati. Ma tu sei ancora qua? Me ci passato non vuoi con te allora? Tu non ti fidanzerai mai con mia figlia, capito? Vattene! Sì, ma neanche con voi. Sono susi. Bravo. Ma chi è? Chi sei? Ah, com'è chi è? Sono dell'uomo del paese. Tengo un fucile e un cane preso. Capito? Lo ci paga un po'. Ma che ne sa chi? Va bene, signora. Eh. Sentite, ieri ci ho parlato con vostro marito. Ha detto tra me e voi mi pare pure una poca... Come? Io lo vedo per la prima volta, io non lo conosco proprio. Scusate, ma voi chi sì? Lui è mio marito. Vostro marito? E chi le chiede? O compare. O compare? E che ti metti a fare sempre mio? Io non mi scusavo la figura. E volevate tanto onore, sì. E sta zitto, non dice pure stai. Hai la parola? So, io sono dell'uomo del paese. Tengo un fucile e un cane preso. E che si giace lì? Signora, sentite, ieri sono venuto a cercare una mano dei figli vostri. A mano. Signore, mio padre sposò, anche intenzioni serie. Sentite, me lo conosco proprio, ma come vi chiamate? A me, mi chiamo Luigi Spallettone, impiegato comunale. Tengo un fucile, un cane preso e l'uttice. In famiglia, sapete come mi chiamano in famiglia? Cincilla, mi chiamano. Sentite, signor Gigi. E mo statelo tutto quanto zitto. Come on! Un bestia! Un cane! Ragazzi, guarda l'uomo! Sono io, sono l'uomo del paese. Tengo un fucile, un cane preso e palla appeso. Faccia la moglie di sti palloi e piano con le braccia. Forza, te ne vieni da girare il valigia. Data. Cati, Esta, perché non mi posso sposare tutte e due? Sentite, voi tenete due figlie. Allah. Allora, qua. E lui il padre. Chi? Sì. Sentite, ma voi non dovete cambiare padrone ogni giorno. Ma parla con vostra madre, che chi si tu? Signora.